una cultura sulla sicurezza dai datori di lavoro ai lavoratori, l'ha dichiarato il presidente degli agenti marittimi del Veneto nell'esprimere il suo dolore per la morte di Alessandro Zabeo. Chiediamo vengano garantiti gli impegni presi assemblea sindacale questa mattina alla Speed Line dopo l'annuncio di Rollner di voler vendere l'azienda. L'altro a Martellago i carabinieri hanno arrestato a poche ore di distanza 2 stalker già ammoniti in precedenza perché perseguitavano le ex fidanzate. Vigilia dell'avvio della stagione con la prima delle festività care ai tedeschi pronti a godersi le spiagge del litorale veneziano, le previsioni sono superiori al 2019. La coordinatrice del tavolo dei sindaci della costa veneziana Roberta Nesto propone al governo una defiscalizzazione degli stipendi per favorire gli imprenditori e l'occupazione. L'ULSS 3 ha inviato 50.000 lettere a ultraottantenni e fragili che ancora non hanno effettuato la 4ª dose di vaccino. Si tratta dell'88% della popolazione a differenza del restante 12%. Gli scavi al Museo Alpino portano ad avvicinarsi al mondo dell'archeologia in modo diverso dal solito, riuscendo a capire come gli antichi realizzavano i loro manufatti con un festival per tutti. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli di questa sera lo avete sentito: necessaria una cultura sulla sicurezza dai lavoratori ai datori, l'ha dichiarato il presidente degli agenti marittimi del Veneto nell'esprimere il suo dolore per la morte di Alessandro Zabeo. La morte del 34enne Alessandro Zabeo, precipitato da 3 metri d'altezza al terminal Vecon di Porto Marghera, sta portando sindacati e istituzioni a una seria riflessione sul tema della sicurezza, ma soprattutto a mettere in campo linee d'azione più incisive. Dopo il blocco ieri di lavoratori e sindacati al porto, oggi è stato indetto uno sciopero nazionale di 2 ore a ogni fine turno o prestazione di lavoro, col suono delle sirene alle ore 12. Finora il porto di Marghera, rispetto a molti altri d'Italia, ha registrato un record. L'ultimo incidente mortale, infatti, risale a 14 anni fa. Ma deve essere anche un processo culturale, ha evidenziato il presidente degli agenti marittimi del Veneto, nell'esprimere le proprie condoglianze alla famiglia di Zabeo. Gli investimenti e l'ottica, soprattutto, io dico, culturale, deve essere sempre l'argomento pregnante dei nostri pensieri, delle nostre azioni di tutti i giorni, e per questo so che da tanto tempo che vengono fatti investimenti, so che l'autorità portuale, il presidente Di Blasio, ha riconfermato che la strada è questa da percorrere, lo davamo per scontato e sarà sempre questa, cioè quella di fare investimenti, ma soprattutto secondo me deve essere fatto un investimento in tempo da dedicare all'istruzione e a incrementare la cultura della sicurezza. Punti discussi anche insieme al vice ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Teresa Bellanova oggi a Venezia per un tavolo in autorità portuale, e che saranno affrontati anche domani, quando nel pomeriggio il presidente del porto Fulvio Lino Di Blasio incontrerà i rappresentanti sindacali. E dobbiamo cercare di far sì che entri nel modus vivendi quotidiano il concetto di sicurezza. Tra le 3 le tematiche presentate al vice ministro Bellanova, accompagnata dall'onorevole Sara Moretto: il lavoro portuale, il protocollo fanghi, la perdita delle crocieristiche, evidenziando come non sia ancora arrivata buona parte dei ristori promessi. Il vice ministro ha ammesso i ritardi, annunciando che si interesserà per velocizzare la partita con l'Unione Europea. Ed ora siamo invece alla cronaca: infortunio sul lavoro a Jesolo. Un giovane acrobata è caduto a terra durante un'esercitazione acrobatica per uno spettacolo. Stava facendo le prove per uno spettacolo acrobatico al Caribe Bay di Jesolo quando un ragazzo di 26 anni è caduto a terra. Il giovane, di nazionalità colombiana, dipendente di un'agenzia specializzata in spettacoli da circo, stava eseguendo un esercizio con un'altalena che prevede un balzo di alcuni metri nel vuoto. Ma per motivi ancora da chiarire, il salto non è andato a buon fine e l'acrobata è finito a terra.
Immediato l'intervento dei colleghi che erano lì e che hanno chiamato il 118, intervenuto con l'elisoccorso che ha portato all'ospedale di Mestre il 26enne. Sembra comunque che sia rimasto lucido e cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Da quanto è emerso, il ragazzo è un acrobata professionista. Il parco acquatico è chiuso al pubblico in attesa dell'apertura che sarà a fine mese. Ronald vuole cedere Speedline, ora bisogna trovare chi compra, dicono i sindacati, con noi Mise e Regione del Veneto. Ronald ha finalmente gettato la maschera, ha detto io non voglio più rimanere ma sono disponibile a cercare un investitore. Ronald getta la spugna, le intenzioni di vendere Speedline si sono chiarite definitivamente nelle ultime trattative a Roma. A Tabina sono iniziate le assemblee dei lavoratori che i sindacati FIM e FIOM hanno organizzato per la discussione inerente alla vendita delle società. Abbiamo chiesto, uno, come avviene il processo di ricerca dell'investitore, quindi nomina advisor, attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico e garanzie della Regione, mappatura del processo di ricerca, ma su cosa, qual è la scatola e cosa tiene dentro quello che andremo a vendere. Abbiamo chiesto che ci siano dentro tutti i brand di alta gamma, quelli che conosciamo, abbiamo chiesto che ci siano garanzie sui brand di Speedline, abbiamo chiesto la possibilità al Ministero che qualora ci sia un investitore in Vitalia sia disponibile ad entrare, e quindi c'è un pacchetto chiaro e ben preciso per chi vuole affacciarsi a questa grande azienda. I sindacati, prima di lasciare il tavolo, hanno voluto altre garanzie, seguire ogni fase della cessione e riconfermare fino all'ultimo lavoratore. La garanzia che abbiamo chiesto a Ronald, per noi più importanti, è la salvaguardia occupazionale per un tempo più lungo possibile. Abbiamo aggiunto un anno all'anno che c'era, non si parla più di dicembre 2022 ma si parla di dicembre 2023. Ci sono più di 600 dipendenti in attesa da mesi di risposte sul futuro. Nelle prossime settimane tutto verrà ratificato al Ministero dello Sviluppo con la Regione del Veneto. L'urgenza è proprio quella di individuare un compratore, che si palesi un compratore. Questa fabbrica potrà stare in piedi solo con l'intervento di un nuovo imprenditore che porti altri volumi e altro lavoro. È importante che intanto fino al 31 dicembre del 23 la produzione rimanga assolutamente a Tabina, e speriamo che ci sia qualche imprenditore serio che abbia voglia di investire. Continuiamo con la cronaca, uno a Spinea e l'altro a Martellago. I carabinieri hanno arrestato a poche ore di distanza due stalker che perseguitavano le ex fidanzate. Già condannato a 10 mesi per lo stesso reato nei confronti dell'ex fidanzata, beneficiando anche della sospensione della pena per proseguire con un percorso terapeutico di recupero, un 40enne di Spinea è stato arrestato dai carabinieri e ora si trova ai domiciliari per aver continuato a perseguitare la donna. Aveva ricominciato a inviarle messaggi ossessivi, presentandosi anche nella sua abitazione e infastidendo tutta la famiglia. Ma non è tutto. A distanza di poche ore i carabinieri di Martellago hanno arrestato un altro uomo per lo stesso reato. Anche in questo caso la storia di persecuzioni aveva portato inizialmente all'applicazione urgente della misura di allontanamento da casa della fidanzata, con divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati. Ma dopo questo primo esito di metà aprile, innumerevoli sono state le segnalazioni raccolte dai militari per violazione delle prescrizioni, che hanno dunque portato all'arresto. Notte di terrore a Musile di Piave, la Guardia di Finanza sta indagando su un'aggressione avvenuta durante una festa di ragazzi, 3 dei quali sono finiti in ospedale. Sono arrivati una prima volta in 4 con spranghe di ferro, poi sono tornati più numerosi, qualcuno riferisce una quindicina, chi incappucciato, chi col volto coperto per non farsi riconoscere. È successo durante una festa tra ragazzi in una casa di campagna tra Musile e la frazione di Croce. Un'azione punitiva che sarebbe nata dopo la telefonata di una ragazza al fidanzato. Sulla vicenda sta indagando la Guardia di Finanza di San Donà di Piave, intervenuta sul posto e che sta mantenendo il più stretto riservo, vista la delicatezza della vicenda dai contorni inquietanti. Il fattore scatenante sarebbe stato proprio la telefonata della ragazza, di cui ancora non si conosce il motivo. Quando sono entrati i primi 4, dopo l'1 di notte, hanno spaccato alcuni oggetti della casa e provocato qualche contusione con le spranghe. Poi sono tornati più numerosi e le conseguenze sono state ben peggiori.
Un ragazzo ha rimediato un trauma cranico e alcuni punti di sutura alla testa, un altro il setto nasale rotto, un altro un occhio pesto. Alcuni genitori si sarebbero anche già rivolti a dei legali con l'intenzione di sporgere una denuncia querela. La Marineria di Chioggia ha confermato che resterà ferma fino a venerdì per il momento, giorno in cui si recherà con le proprie imbarcazioni a Venezia. Lo annuncia il consigliere regionale e comunale Jonathan Montanariello, membro della Commissione Pesca in Regione, che oggi ha partecipato alla protesta tenuta al mercato ittico e il caro gasolio, in particolare il nodo cruciale della crisi del settore. Come Regione ci siamo attivati più volte nei rapporti istituzionali con i vari enti, anche in modo diretto, promuovendo richieste di risorse nel PNRR piuttosto che con contributi specifici nel settore osserva, cosa che spesso è stato di grande aiuto. Ed ora parliamo del maltempo, il maltempo nel corso della notte passata che si è abbattuto anche nel veneziano, in particolare in Veneto orientale. Vento forte, pioggia e un'intensa grandinata hanno interessato i territori di Portogruaro, Pramaggiore, Annone Veneto, Cinto, Caomaggiore e Teglio Veneto. In pochi minuti sono stati arrecati ingenti danni a vigneti e campi coltivati. I vigili del fuoco hanno ricevuto diverse telefonate con segnalazioni di alberi e cartelli stradali divelti. A Gruaro una gru è crollata a terra, fortunatamente senza che nessuno rimanesse ferito. Ed ora siamo alla politica. Elezioni amministrative a Mira. Oltre a puntare sui giovani e il loro futuro, la candidata Baldan vuole invertire l'andamento che dice blocca questo comune da troppo tempo. Sentiamo. Vanna Baldan, che si presenta alle amministrative del 12 giugno con la lista civica Gente di Mira, è l'unica donna tra i 5 candidati sindaco. È una bella responsabilità, però è anche un onore, perché amministrare Mira come una brava madre di famiglia è una cosa importante, sia per i giovani che per le persone che vi abitano. E comunque Mira io la conosco molto bene, anche perché la mia famiglia è qui da fine 800, è stabile a Mira, e quindi i problemi, le problematiche che ci sono e le esigenze insieme alla gente le potremmo risolvere. Attiva politicamente a Mira da 16 anni, Baldan vuole puntare a creare opportunità concrete per i giovani. Ma, aggiunge, da sindaco ci sarà un importante compito da gestire. Un bilancio comunale che deve tener conto dei vari vincoli e spazi di manovra, dalla carenza del personale e tanta burocrazia. Ma al momento è favorevole, evidenzia la candidata, dato che dal secondo semestre del 2021 l'Unione Europea ha iniziato a erogare i fondi del PNRR, da utilizzare secondo bandi regionali per invertire l'andamento che blocca Mira da decenni. Io dico ai miresi, abbiate fiducia nelle persone come voi che vogliono mettersi al servizio di questa città. È vero, si avverte una stanchezza dovuta anche dal periodo in cui siamo ancora, di pandemia e poi di guerra e di rincaro delle materie prime che impattano sulle attività e anche sulla vita di tutti noi, però abbiamo delle grandi idee per il lavoro, perché lo sportello del lavoro l'ho istituito io a Mira ed è uno strumento utilissimo sia per giovani ma anche per meno giovani e le donne. E comunque sì, c'è una sorta di rassegnazione, ma io sprono i miresi a darci fiducia, perché noi di energie ne abbiamo, siamo motivati e vogliamo fare il bene di questo paese. Vigilia dell'avvio della stagione, con la prima delle festività care ai tedeschi pronti a godersi le spiagge del litorale veneziano. I dati turistici a Jesolo in corrispondenza delle festività tedesche sono più che confortanti, confermando le sensazioni delle scorse settimane. Abbiamo, per il periodo che va da oggi al 19 di giugno, diciamo così, fine delle festività tedesche, già un'occupazione acquisita del 51%. 51% che tocca di picchi in realtà nei weekend appunto delle festività, del 67% già ad oggi, ma che ragionevolmente credo arriveremo a toccare tranquillamente il 90% per quelle giornate. Sarà il turista di lingua tedesca il protagonista. E come da tradizione in queste festività, in questi weekend, l'occupazione di lingua tedesca sfiora il 50% contro un 27% di mercato interno, di mercato Italia. Ovviamente quando parliamo di lingua tedesca in particolare ci riferiamo ai nostri mercati di riferimento, Austria, Germania, Svizzera.
In totale, infatti, il mercato tedesco ha un peso dei turisti pari al 50% contro il 27% degli italiani. Per quanto riguarda le stelle, a maggio il 51% ha scelto le 4 o 4 Superior contro il 39% delle 3 Superior. A giugno ancora forte la tendenza verso l'alto con il 56% per i 4 contro il 49% dei 3. Una ripartenza di cui sono molti i settori a beneficiare. Quando va bene il ricettivo, sia alberghiero che extra-alberghiero, è ovvio che va bene anche per il commercio, perché il commercio ha bisogno che ci sia gente, e anche quando parliamo di eventi per noi sono importantissimi, perché quando c'è gente ce n'è per tutti. Resta però, per quanto riguarda gli aumenti, molta preoccupazione. C'è il rischio che a fine anno, conclude Maschio, il bilancio per le aziende riservi spiacevoli sorprese a causa di costi di gestione sproporzionati. Il timore dunque è che alla fine i numeri non possano essere così soddisfacenti in termini di risultato di bilancio. La coordinatrice del tavolo dei sindaci della costa veneziana, Roberta Nesto, propone al governo una defiscalizzazione degli stipendi per favorire gli imprenditori e l'occupazione nel litorale veneziano fortemente colpito dalla pandemia. Noi abbiamo bisogno di ripensare a un sistema che oggi ha dimostrato tutta la incapacità di reggere rispetto alla vita reale. Noi abbiamo i lavoratori che non si trovano, ma abbiamo anche un sistema che non dà soddisfazione ai lavoratori, soprattutto ai lavoratori stagionali. Non lasciano dubbi ad interpretazioni le affermazioni di Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti e coordinatrice del tavolo dei sindaci della Costa Veneta. A 2 anni dal suo inizio la pandemia continua a influenzare i luoghi di lavoro nel litorale veneziano. Le difficoltà a trovare nuovi dipendenti non sono ancora finite, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori stagionali, a soffrire tutto il comparto alberghiero e ristorazione. Hanno di per sé avuto tante difficoltà durante la pandemia. Molto spesso si parla di lavoratori che si sentono dimenticati da un sistema e che hanno avuto anche pochi contributi. Dall'altra un sistema imprenditoriale che si regge su tanti aspetti, ma che oggi fa fatica a trovare i collaboratori, e senza i collaboratori non si aprono gli hotel, non si aprono i campeggi, non si aprono gli stabilimenti e non si aprono nemmeno i ristoranti e i bar. Per la Nesto il governo potrebbe fare molto per aiutare lavoratori e imprenditori, cominciando da una defiscalizzazione tanto annunciata ma mai attuata. Vogliamo fare un documento, mandarlo allo Stato, al governo, mandarlo a chi effettivamente ha la responsabilità vera in questa materia e chiedere degli accorgimenti. Gli imprenditori sarebbero disponibili ad assumere e a formare le persone e a tenersele se ci fosse un sistema, che oggi non c'è, di defiscalizzazione di alcuni mesi. Quindi si pagano gli stipendi, non si pagano la redditi di cittadinanza, nel frattempo si formano le persone e lo Stato, invece che pagare il reddito di cittadinanza, dà un aiuto all'impresa. L'ULSS 3 ha inviato 50.000 lettere a ultraottantenni e persone fragili che hanno già compiuto i 60 anni d'età e che ancora non hanno effettuato la 4ª dose di vaccino anti-Covid. Si tratta dell'88% della popolazione che ne ha diritto, ma ancora non ha aderito, a differenza del restante 12%. Come indicato nella lettera, gli utenti possono decidere di vaccinarsi prenotandosi nel sito della Regione o dell'ULSS 3, prendendo appuntamento con l'ausilio della propria farmacia di fiducia, affidandosi al proprio medico di famiglia o presentandosi direttamente senza prenotazione al centro vaccinale più vicino a casa nei nuovi orari. Al via il primo festival di archeologia imitativa sabato 28 maggio dalle 9:30 alle 18:30 presso il Museo Nazionale di Altino.
Sabato prossimo sarà una bella occasione per avvicinarsi al mondo dell'archeologia in modo diverso dal solito, riuscendo a capire come gli antichi realizzavano i loro manufatti. Tutto questo potrà accadere al Museo Nazionale di Altino, che ospita Altnofest, il primo festival dell'archeologia imitativa dei Veneti antichi, con dimostrazioni e laboratori didattici legati alle tecnologie e alle attività dell'epoca per capire in prima persona l'artigianato degli antichi abitanti di Altino. L'iniziativa è sostenuta dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione del Veneto. Si produrranno insieme oggetti di ceramica, di ambra, di osso, ma anche si vedrà come si fonde il bronzo e il vetro. Abbiamo pensato di far fare ai visitatori ciò che i nostri avi facevano con i loro mezzi. Il Festival di Archeologia Imitativa si inserisce in un progetto più complesso che sta portando nuova linfa al museo e all'area archeologica. In futuro si prevede la nascita di una nuova area, un parco archeologico. Finanziato dal Ministero della Cultura con 1.700.000 euro, il progetto del parco archeologico può contare su 1.200.000 euro per i lavori veri e propri, a partire dal rifacimento dei percorsi, degli impianti, dei magazzini e degli allestimenti. E questa era l'ultima notizia per Venezia. Io vi lascio alle previsioni del tempo, subito dopo il telegiornale da Treviso e provincia. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Pontestella al Borgo, a Casale sul Sile. Bentrovati al meteo. Tempo sostanzialmente buono, sia pure con l'anticiclone africano leggermente indebolito. Ancora una certa instabilità culminante nelle ore pomeridiane. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 26 maggio ci mostra una situazione tranquilla. Avremo un ampio soleggiamento. Addensamenti nuvolosi ad evoluzione diurna più significativi sulle zone montane e pedemontane nel pomeriggio, con occasionali temporali, possibili poi fin verso le pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 12 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Sui rilievi probabili rovesci sparsi entro sera. Temperature minime sui 17-20 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente sarà soleggiato, a seguire però non si escludono dei fenomeni a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 12-15 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Pontestella al Borgo, a Casale sul Sile.